Spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo con la deroga confermata per i piccoli comuni. In zona rossa divieto di far visita a parenti e amici. Possibilità invece che rimane per chi risiede nelle fasce gialle e arancioni con le precedenti modalità. Queste le principali misure approvate dal Consiglio dei Ministri, dove la responsabile degli affari regionali Gelmini ha illustrato le proposte messe a punto dai governatori per la gestione dell'emergenza Covid nella conferenza Stato-Regioni, dove il Veneto ha presentato le sue richieste. Ho chiesto che il CTS venga rivisto ma anche rafforzato, diciamo, questo nucleo nazionale di scienziati, perché a noi serve un punto di riferimento. Quindi io non sono per lo smantellamento, sono perché venga rafforzato, ma che diventi anche autorevole al punto tale di avere uno speaker, no? Di avere un portavoce, che ci sia un tagliando rispetto all'approccio e ai parametri, visto considerato che abbiamo un anno di esperienza. Sia doveroso rivedere un po' i parametri, perché abbiamo capito che noi ci riferiamo tanto all'R con T, però un R con T che è vecchio di 2-3 settimane quando cala il colore su un territorio. Il vero tema sono i tassi di ospedalizzazione, terapie intensive e area non critica. Per quanto concerne i contagi, Zaia invita a non abbassare la guardia, anche perché ora a preoccupare ci sono le varianti che in molte regioni italiane stanno mettendo a dura prova il sistema ospedaliero. Noi ricoveriamo mediamente 15-20 persone al giorno in Veneto e in percentuale, si calcola un 10%, finiranno in terapia intensiva. L'unica misura è accelerare la campagna vaccinale. Il Veneto con la sua squadra insieme ai medici di base, ha spiegato Zaia, è in grado di effettuare 45-50 mila vaccinazioni al giorno. E allora si punta molto sulla figura istituzionale del Premier Draghi. Dall'alto della sua autorevolezza, che è indiscussa, dello standing internazionale che gli viene riconosciuto non solo dagli italiani ma dal mondo intero, ci possa dare una mano per far rimpinguare le scorte di vaccini.